Eccomi. Sono qui. Allora, siamo pronti per il sondazzo, Siamo prontissimi, Via, si parte, weekend. Aspetta. Dunque, vi ricordate di Felice ieri? Felice. Quando lo chiamiamo? Subito, lo voglio richiamare, Ieri l'abbiamo inculato così proprio per telefono, è stata una cosa meravigliosa, cioè proprio fisicamente. E vorrei facesse nocciolo, rimanessimo attaccati, vero? Ma lo facciamo nella seconda parte, Lo chiamo nella seconda parte, Felice. No, sì, lo richiamo dopo. Lo vorrei fare in una zona d'Italia qualsiasi, una situazione molto semplice. Mi fa un pompino, piacere, ma essendo balbuziente si ferma, mi fa un pompino, e no, fa un pompino, no? E quindi poveretto viene frainteso. Insomma, ecco, mi fa un po' un piacere, quello che lui vorrebbe dire e non riesce a dirlo, quindi andiamo subito a chiamare qualcuno, tanto senti, o l'uno o l'altro o l'altra, sia uomo, donna, egli è lo stesso, no? Ecco, vediamo un po' che cosa rispondono. Mi fa un po'. Pronto? Sì, pronto, mi fa un po', signora? Sì? Mi fa un po', mi farebbe un po' un piccolo difetto di pronuncia, non riesco a parlare bene, no? Pronto? Signora? Pronto? Mi fa un po'? La signora non mi sente, io sono balbuziente, ma lei è sorda, non mi sente. Signora? È la moglie di Oliviero? Ero? Signora? Fanculo? La signora si è barricata, cioè praticamente pur di non farmi un pompì ha chiuso talmente la bocca che proprio non ha voluto assolutamente che ci passasse nulla, cioè non si sa mai anche per telefono, chiudo la bocca e così niente pompì, ecco. Ma chi l'ha chiesto? Io avevo dei problemi, andiamo da qualcun altro. Sì. Cosa c'è, cosa vuoi? Vattene via tu. Cazzo, va bene, facciamo anche questo. Sì, già, proprio, sì. Mi fa un pompino. Bella questa era bella, segniamocela, sì, proprio classica, proprio anche quasi ecclesiastica se vogliamo, sì, prete. Pronto, signora? Chi parla? Mi scusi, ho un difetto di pronuncia. Mi fa un pompino, signora? Senta, mi dica cosa vuole? Mi può fare un pompino, mi fa un pompino, non riesco a terminare la parola. Io sono un amico di Dino. Mi fa un pompino, signora. Come? Bisogna richiamare. Ma richiamiamola subito, immediatamente. Piri. Mi fa un po'. E così via. Lo farà, non lo farà, non lo farà. Lo farà, non lo farà, non lo farà. No. Ma. Pronto? Pronto? Ma mi dica cosa vuole? Appunto, io cerco di spiegare. Lei mi dica, se no io metto giù che ho da fare, che c'è mio figlio lì e faccio venire mio figlio al telefono, vuole parlare con lui? Sì, perché lei non mi ha capito, mi può passare il suo fifì? Adesso non posso perché è di là e non lo posso chiamare. Di là lo chiami, che lo faccia. Va bene, arrivederci. La spepè, mi fa un po' papà, non ha capito, prima di chiamarlo, sai. Ma come? Se il figlio è di là, voglio dire, non può venire di qua a rispondere, o che sistema gli è questo, o che figli c'è nel mondo, per dire, no? Per dirne una. O che mamme anche, se arriva, lui è di là, chiamalo, Via, chiamalo, su, fammelo venire direttamente, su. Ma che lo so io.
Non a cacà, e stitica. Guarda che loro lascia pur di non disturbare il figlio, il santo figlio, e la sacra famiglia. Non lo so io. Allora. Vabbè, si tratterà di chiamare qualcun altro, ci mancherebbe altro. Via, basta, su, il figlio non viene, la mamma, figurati, cioè, nel senso proprio biblico di termine, non viene nessuno in quella famiglia. Ecco perché sono così scontrosi, vero? Sì, ecco, va bene. No, ogni tanto bisogna venire. Sì, no, io insomma, se no poi uno è nervoso, o anche lei è nervosa, e dice, ma come... Sono donne che da anni non vengono, Sì, no, il figlio fa tanto, sai. Suo figlio no, vero, ma lei, povera donna, ce l'ha murà. Vediamo un po' se sì o no. Dice no, sì, non lo so, chi lo sa. Pronto, signora? Sì. È la moglie del signor Attilio. Grazie, scusi. Attilio? Attilio Buscio. Sì, volevo dire, signora, per favore, mi fa un pompì, non mi viene la mi fa un pompì, signora, mi ha cagato. Sì, guardi, io ho 95 anni, non faccio niente. Ho 95 anni, sono capace di farmi niente neanche per me. Mi capio, ma mi cercavo non un po' capio, un po' un piacere, le volevo dire, mi fa un po'. Non posso far piacere, non posso, Benedetto, perché ho bisogno di un amico che mi faccia qualcosa. Ma sì, se vuole che faccia qualcosa. Non posso far piacere. La mi dica di che cosa che ha bisogno, E se vuole, 95 anni, insomma, la signora era precisa e, come dire, decisa nelle sue frasi e nelle sue risposte. Lui diceva, proprio non c'era verso. No, non c'era verso. Certo, per carità di Dio. Mi fa un pompì, mi fa un po' un piacere, per carità, specifichiamo. Dunque, qui andiamo avanti. Ste donne, mamma mia, ste donne. Pronto? Sì, buongiorno signora, è la moglie del signor Flavio? Sì. Senta, io volevo chiedere una cosa. Mi fa un pompì, non mi viene la parola. Pronto? Signor, mi facereste un pompino? Io sono bisognoso. Signori, le sono tutte delle figlie secche, mamma mia, ragazzi, che gli è? Ma no, manca lì come dell'imbecille. Ma ragazzi, ma quando io telefonavo in Toscana mi rispondevano pellerine, mi rispondevano Pompino, fatelo fare da tuo padre. La roba, io ripenso alla mia Toscana, sì, effettivamente, dalla quale sono scappato come del resto Dante o Leonardo e via. Noi geni siamo proprio scappati. Pronto? Pronto, mi scusi, signora? Sì, mi dica. A mia pazienza, non mi esprimo molto bene, io sono un amico di Gino, brava, Gino, di Gino. Le volevo chiedere una cosa. Signora, mi fa un pompì. Lei è un gran stronzo. Abbi pazienza, come? Ma fammi finire, hai capito che sono balbuziente, non riesco a finire le frasi e le parole, abbi pazienza, fammela finire, la richiamare subito, Ma io non lo so,
Mercato di stronzo, sì, liscio. E questa poi non risponde più, Figurati te. Sì? Pronto? Sì. Signora, io prima parlavo con un'altra signora lì e mi ha detto mi ha detto stron. Ma chi desidera lei? Gino che insomma Sì. sì, appunto, non si sciupi troppo a finire la parola, Ecco, volevo dire, io chiedevo semplicemente, mi fa un pompì, ho bisogno di un pompì. Ma mi fa un pompì, sì, signora, mi farebbe un pompì, non mi piace di finire la parola, Non capisco. Non capisco, quell'altro avevo capito benissimo. Allora, volevo dire, signora, mi fa un pompì? Non capisco. Perché non finito la parola. Vabbè. Buondì. Lo capisco, quell'altro aveva capito però, vai. Avevo stronzo. E io richiamo questa famiglia così. Buondì, amore mio, buondì. La ra ra di ra 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 ra, la ri ra ri ra ra. Che canzone antica è questa? Sì. Sì. Pronto, ma perché mi ha non capisco cosa dice. non ha cagato, lei non ha cagato, non mi ha cagato. Io non posso stare qui, ho le pentole su. Dove c'ha le pentole? Sì, sul fuoco. Sul fuoco? Sì. Ma c'è quell'altra signora che ci pensa. Oh, mi è tornata la parola, signora. Allora, signora. Senta. Signora, ora posso parlare bene, Mi è tornata la parola, guarda, perché io ogni tanto mi blocco e ora mi sono sbloccato. Ora le posso dire la frase esattamente, signora. Signora? Sì, cosa vuole? Mi fa un pompino. Non capisco cosa dice. Mi fa un pompino. Io non capisco, le ho detto, e metto su. Mi farebbe un ma che lo so io, ma che non capisco, se non capisco, non capisce poi la donna, non può una donna che nella sua vita non ha mai praticato la fellazio. Che donna è? Una donna con la bocca vergine, una donna ancora ormai sfiorita, che pensa solo alle pentole sul fuoco. Ai. La vita se ne va. Sì. Per dire, no? Ma se non hai provato mai, ma tu che donna sei? Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Signora, mi fa un pompì? Mi fa un pompì? Sono sono balbuziente, signora. Ha cacato? Ha capito? Spariscono come dei fantasmi, proprio spariscono, non sono più di questo mondo, improvvisamente si dissolvono come neve al sole, come si usa dire nelle peggiori canzoni. Ecco, bene, sì, ecco, ecco, vai, via. Sì, come no, ho fatto un altro numero. I numeri si susseguono a un ritmo incalzante, incessante. Pronto? Mi fa un pompì? Mi fa un pompì? Mi scusi, non riesco a terminare la Ma che è un cretino che parla? No, mi sono amico di Narciso. Oh! Signora? Il brutto è che non ti danno la possibilità di replica in questo Veneto maledetto del nord-est. Mamma mia, il nord-est.
Ma vaffanculo, lavorano troppo, lavorano tanto che alla fine non sanno nemmeno sorridere, non riescono a sorridere, sono delle povere persone, insomma, come dire, consumate dalla loro ricchezza, dal loro benessere, che non le porta nemmeno a migliorare la loro cultura, perché la cultura non è solamente il sapere, ma è il saper ridere. Sì, vabbè, non lasciatemi prendere questi argomenti, sennò poi io disquisisco, sennò poi disquisisco, ecco, quindi facciamo altre telefonate, sì. No, è vero, sai, è vero anche questo, noi constatiamo delle cose, proprio dei popoli barbari, sì, evoluti, sono avanti di tutti, sì, dicono, barbari, Padania e comprensorio, barbari, siete dei barbari voi del nord-est del cazzo, siete dei barbari e basta. Hai capito? Non sapete sorridere, non sapete un cazzo di nulla. Magari sapete fare un po' di soldi, sapete mettere su, organizzare, perché non sapete che altro fare. Non trombate, non chiavate, non pipate, non caricate, non ciullate. È forte però. Sei forte però. Sono forte sì, perché voi siete più forte sono io, più merde siete voi, merde nel senso di merdacce proprio, capito? Questo è il problema. E tu che abiti lì e che ora sorridi perché finalmente hai contatto con un essere umano, finalmente, perché fra voi non sorridete mai, non siete esseri umani. Per sorridere dovete bere grappa e sta roba lì, perché altrimenti non sorridete un cazzo, non ci avete nulla dentro voi, capito? Vuoi mettere con la Toscana? Vuoi mettere con la Toscana? Che? Sì, non mi ha detto Tomà Puttana, ha detto vuoi mettere con la Toscana? Ma sì, ma dai, Sentiamo cosa hai da dire, vai avanti, esprimiti. Esprimiti. Bevi manco. Bevi manco? Che vuol dire? Bevi di meno! Io non bevo nemmeno, io sono astenico. Arsenico sono, arsenico. Devo andare, ciao. Ma dove devi andare? Ha pigliato nel culo, immagino, vero? Anche, Sì. Vai, bello Natia! Vai, bello, vai! Roba, avete sentito? Uno che sorrideva, ma non sorrideva perché è solo un sorriso isterico, non sorrideva perché è una persona che sorride, è una persona che si trova improvvisamente davanti a un essere umano vero, quale sono io e quale siamo noi, no? Ecco, e improvvisamente sente che esiste un altro mondo, che c'è qualcosa oltre la siepe, no? E allora però non capisce bene, ha solamente questa reazione isterica. Poveraccio, poverino, che pena, andiamo da qualcun altro. Che pena mi fa, e adesso spogliati, Pronto? E adesso spogliati come sai fare tu. Guarda che ha sbagliato il numero. Non ti eri seduta su quella seggiola? Ma come ha sbagliato il numero? Ma abbi pazienza, ma cosa ne sai? Io ho chiamato te, no? E quindi ti richiamo. Sì. Vediamo un po' se risponde. Era un rigurgito della canzone Soldazzata, ricordate? Che sul sito... Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Io ho avuto la grande soddisfazione di vedere sua moglie nuda. Dov'è? Hai visto? Lo vedi come sono? Sono degli imbecilli. Invece di dire come, cosa, perché, quando, che... Questo riattacca e ora rimuginerà, ma non per un giorno, una sera, 2 ore, per una settimana, richiamiamolo, sì, ma non dirà niente trapelerà dai suoi peli, se c'hai baffi, quindi niente, non c'ho più tempo, comunque questo poco tempo te lo dedico, uomo di pezzo, beh? Ah, stavi ascoltando, Hai sentito di pezzo e il pezzo di... Era proprio merda, bravo. Seconda parte.
Seconda parte, e come ho detto prima, nella prima parte, la seconda parte del sondazzo comprenderà la telefonata a Felice. Felice, lo voglio chiamare subito, sì, è proprio dall'altra parte rispetto alla zona che ho scelto oggi, no? Oggi siamo a nord, questo invece è a sud. Felice, ieri insomma è stato oggetto di una seduta, ecco, veramente liberatoria, e alla fine con inculata finale, sì. Chi l'ha sentita bene, chi non l'ha sentita, io voglio tentare di richiamarlo per la seconda seduta. Vediamo cosa succede con Felice oggi, forse non succede nulla, perché di solito poi alla fine, quando si richiama le persone sono già più sul chi vive o non si fanno trovare, sai com'è? Comunque il suo problema era sapere chi fossi io, anche dopo l'inculata, sì, è incredibile, ma Pronto? Pronto, Felice, ciao. Ti ricordi di me? No, scusi, che parla? È stato ieri. Non ti ricordi? Ci siamo sentiti ieri. No, forse ho parlato con mio fratello allora. Felice? No, è mio fratello. Ah, non è lei Felice? No. Ah, mi può passare Felice, per favore? Non è a casa. Ah, allora posso parlare con lei, allora. Posso sapere il suo nome? Giovanna. Giovanna? Sì? Lei è la sorella? Sì? Ah, ho capito. Cara Giovanna. Deve lasciare qualche commissione da fare? Sì, appunto. Appunto, io volevo parlare di Felice un attimo. Perché posso riferire? Sì, no, ma più che riferire, volevo parlare con lei appunto di una cosa che riguardava Felice e avere un suo parere come sorella, no? Lei è la sorella, giusto? Sì. Proprio la sorella di Felice. Sì. Allora, aspetti un attimo, devo dire una cosa alla mia segretaria. Signorina, scriva: caso di sdoppiamento di personalità, uomo, donna, gay. Sì, eccomi, sono qua. Dunque, le volevo dire, ieri con Felice io ho fatto una seduta telefonica di rilassamento e di reperimento di energie profonde. Non so se lui gliel'ha detto. No. Non gliene ha parlato, eh? No. No, ho capito. Comunque, cara signora Giovanna, Sì. Signora o signorina? Signora. Signora Giovanna, Sì. Ecco, volevo dire, Felice ha seguito tutto quello che gli dicevo io, che gli dettavo con la voce fino alla fine, però ho avuto un dubbio e io sono dispiaciuto nel sapere che lui magari può vivere nel dubbio questa esperienza. Cioè, lui non ha mai saputo chi fossi io. Che fossi? Chi fossi, chi sono, insomma, chi sono io. Me lo dici? Appunto il discorso è questo, perché queste sedute funzionano meglio se non si conosce l'identità della persona che te le fa fare, insomma, che ti fa assumere certi atteggiamenti o introspettare allora, guardi, dentro se lui non stesso. c'è, bisogna che riparli con lui. Ho capito, sì, ma vede, volevo sapere da lei che tipo è Felice? È una persona normale. È vedovo, vero? Sì. Ecco, quindi si parlava anche del fatto di poter guardare altre donne, avere attenzione per altre donne, vero? Vabbè, ma adesso è chiuso nel suo interno, nel suo intimo, quindi. Sì, io come ho detto prima a Felice ieri, lui ha una grande profondità da riempire. Lei me lo conferma? Ma non lo so, ne parlo con lui. E ieri io gliel'ho riempita questa profondità, diciamo almeno per un attimo. Sì, c'è ma stata lei questa chi è, un penetrazione. Com'è? È un amico? Sì, io sono un amico, ma soprattutto sono un professionista. Ecco, cioè praticamente riesco con la forza della convinzione. Sì, vengo, scusi. Sì, viene anche lei? Come? No, dicevo. No, c'è uno qua che mi vuole parlare. Ecco, non è Felice. No. Perché Felice in fondo è felice ma anche un po' infelice, a parte per la perdita della moglie, ma più che altro
perché non ha trovato ancora qualcuno che possa scuoterlo e riempire il suo vuoto interiore, capisce? Non so, quando si rimane in queste case si capisce che c'è sempre... C'è sempre? Insomma, ha perso la moglie, per cui si capisce, è una cosa naturale. Sì, ma ci sono anche altri vuoti che lui deve riempire. Cioè che lui ieri me l'ha detto chiaramente, no? Allora parlo con lui, guarda. Ha dei vuoti, niente, mi ha detto chiaramente che lui ha dei vuoti anali. Signora. Ah, quella era una signora. È felice che sembrava una donna e che questa sembra un uomo. Incredibile. Io tento la carta dello sdoppiamento di personalità. Potrebbe essere lo stesso Felice questo qua, però forse no, perché lui aveva la voce più femminile e questa aveva la voce più maschile, però molto simili, devo dire. Metteremo a confronto, chissà. Però io ho avuto per un attimo, forse ancora, la convinzione o diciamo l'ipotesi dentro di me che fosse lo stesso Felice che è diventato Giovanna, che nella sua vita non si accorge, no? Certe volte è Giovanna, certe volte è Felice. Quando è Felice ha la voce più femminile, quando è Giovanna ha la voce più maschile. Un controsenso vivente, un mostro, Questo è il nostro amico Felice. Allora domani cercheremo di rintracciarlo nuovamente, però nella prima parte, perché vi ricordate ieri era nella prima parte, quindi forse un po' prima lo troviamo in casa, Mamma mia, questo è secondo me un intrico di personalità, di qualcosa che c'è un mistero in quella famiglia, un ministero anzi. Va bene, va. Felice, l'abbiamo chiamato oggi, non l'abbiamo trovato, e se l'abbiamo trovato era Giovanna. E quindi non importa, domani ritenteremo, saremo più fortunati? Lo vedremo, perché io non mollo. Felice è una persona veramente, veramente interessante, piena di vuoti anali da riempire. Pronto? Ah, falegnameria? Sì, chi parla? Sì, buongiorno. Senta, io avrei bisogno di un lavoretto. Se lo potete fare, voi i lavori li fate solo lì oppure anche a domicilio se c'è necessità? Ma bisogna vedere cosa bisogna fare, No, è un lavoro di sega. Come di sega? Di sega? Cosa da tagliare? Io posso venire direttamente e portarle l'oggetto, oppure se è possibile, sa, perché è abbastanza grosso, però insomma ce la faccio, me lo porto dietro. Farmi una sega, insomma, lei dovrebbe farmi una bella sega. Una sega? Sì, una sega. Mi capisce? Ma no, non so buon capirlo, no. Non è buono a capire. Ammazza, ma tanto siamo duri. No, volevo dire... va, si ammetta. Ma ti rendi conto? Non è buono a capire, non è buono a far nulla, nemmeno a farsi le seghe. Io bisogna lo richiami, falegname. Siamo tornati al nord, sì, no, così improvvisamente. Allora, dal Veneto alla Sicilia al Veneto, facciamo tum. Pronto? Ping pong. Ma scusi, mi ascolta, ma è il modo di fare questo, di riattaccare un cliente. Scusa, cosa vuoi ricerca? Io sono un cliente, ma... Un cliente del costo, non puoi fare niente, no, ti spiego subito, non puoi fare niente. Ma come si può fare niente? No. Lei mi fa una bella sega. Sì, caro. Sì, caro. Ah, sì, caro. Bisogna riamarlo, ha detto sì, caro. Ma che... Mamma mia. Anche falegname, fatevi una risata sopra, no? Sì, figurati. E poi a quest'ora che ci fai falegname in falegnameria? Oh, allora! Pronto? Figurati, va a falegname. Ma va. Ecco, vabbè. Andiamo oltre. Che cosa... Che è? Sì, guarda che ho trovato. Ma incredibile, io non credevo. Sì, davvero. Ma proviamo. Ma che ti devo dire io? Anzi, io ho trovato la scia. Ma io trovo la sciala, lo so. Come inesistente. Come inesistente? Ah, sì,
Ah sì, la CIA, ho trovato la CIA, una succursale in Italia, la CIA, proviamo per benino, sì, sì, perché a me la CIA, ma mi racconta poi cose, sai, sentiamo un po', vediamo, la CIA, vedi, mi hanno fregato, allora, aspetta, ma io non mica mollo, no, non mollo. Già, guarda un pochino. La CIA, scritto CIA, Central Intelligence Agency. Sì. Senti, che mi dici? Ah, eccola. Ecco, non ci sarà nessuno. Sì. 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 Che sei? Siete in linea con la Confederazione. Sì, non mi dire Confederazione. Venezia. Gli uffici sono chiusi. Sì. Vi preghiamo di richiamare dalle 8:30 alle 12:30. Posso lasciare un messaggio? Alle 19 il lunedì, mercoledì, Sì, ho capito. e dalle 8:30 E la alle CIA? 14:30 il martedì e venerdì. Grazie. Sì, e poi? Senti, è musina, c'ha la CIA. Ta-da-da-da-dina. Siete in linea con... Sì, è una CIA, ho capito, e gli volevo dire, qui è l'FBI, vabbè, insomma, ma sì, è una confederazione, vabbè, lo so, poi ci sia la CIA, Sovenenco, e via, che ci pigli per il culo, vabbè, sì, è bello che ce n'è, è pieno di CIA, ma quante CIA ci sono? CIA, guarda, trova un'altra CIA, andiamo da quest'altra CIA, madonna ragazzi, è pieno di CIA. Ciala. La ciala, ragazzi. La mona si dice da quelle parti, la mona. Oh, come mai questa ciala è un pochino, Proviamo questa? Da quelle parti è pieno di sigle CIA. Ma sono pazzi. Voglio dire, esiste già una più famosa di loro e allora io non metterei mai il nome CIA. Scusa, CIA. Ma? Nulla, no, via, non c'è la CIA, e poi la CIA, la CIA me la dia, no, ho capito! Sì, è che sto cercando di uscire da queste società, da tutte queste cose lì, perché sono tutte in fila, capito? E devo far scorrere. Vabbè, niente, ho trovato anche il nome di persona normale. Via, io ho tentato, non dite che non ho tentato di penetrare così nella CIA, non ci sono riuscito. Vorrei vedere voi, andiamo avanti, su, via. Beh. Via. Chi si piglia per il culo ora? A chi si rompe i coglioni? No, via, su, a nessuno. Non c'è nulla da fare. Facciamo questo. Anzi, qui dopo il falegname, che è successo? Non so che è successo. Ci siamo segati proprio. No. Aspetta, ho sbagliato il numero, sennò poi... ecco, ora sì. Vediamo un po'. Sì, pronto? Sì, pronto, laboratorio protesi dentaria. Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, ma qui mi ha fatto un lavoro, guardi, io non lo so, ma è una cosa tremenda, io non riesco né a parlare, né a mangiare, né niente, ma come lavorate male qui? Ma mamma mia, ma non è possibile, ma avete fatto un lavoro tremendo. Mi scusi, ma forse io... Un lavoro orrendo, il mio dentista mi aveva assicurato che voi eravate bravi, cioè, come dice, ma qui non si può fare, io gli voglio i miei soldi indietro, non posso andare avanti così. Mi scusi un momento solo. Sì. Forse io non... Forse si sbaglia o io non la conosco. Non mi sbaglio, non mi sbaglio io però, che io non riesco qui nemmeno a parlare, ma che mi avete messo in bocca? Mi scusi, non è possibile! Mi scusi una cosa, ecco. io
io non lavoro per delle persone, io lo lavoro so. solo per dei medici. Cioè, appunto, io per attraverso il mio medico, il medico dentista, no? Che mi ha fatto questa cosa, dice, ti assicuro che questa è una ditta giusta, brava, buona, e mi ha fatto questo lavoro qui. Io l'ho detto a lui mi ha detto, guardi, telefoni a questi qua, mi ha dato il numero lui, mi ha dato tutta questa dentiera, ma che non si può mica andare avanti così. Io volevo migliorare, invece sono peggiorato. Sente una cosa, mi scusi. Io vi faccio causa, sa? Io faccio causa, perché questo io li faccio chiudere, questo non è una bocca questa qui, questo è un cesso. Mi permette di parlare? Poi può anche parlare, parli. Io vorrei Tanto da me non avrà nessun dato. No, io vorrei sapere da che medico è andato a Io non glielo dico, perché io non voglio sputtanare questo medico, perché lui è bravo ma ha sempre servito bene. Quando c'è stato bisogno invece di una protesi, e dice, ma questi sono bravi, poverino, è stato fregato anche lui mi ha fatto tante scuse, e io non lo voglio sputtanare. Guardi, che mi ha dato il vostro numero, dice solo loro che mi servono di queste protesi dentistiche. Probabilmente le ha dato il numero sbagliato, perché io non lavoro per dei medici che mi chiamano tramite il paziente. Il paziente, io gli ho detto, lei mi deve dare questo numero, altrimenti... Guardi che le ha dato un numero a caso, perché io non lavoro per il medico. No, guardi che io sono imparentato con persone molto importanti. Io gli ho detto, guardi, io lo faccio andare in galera. Lui mi ha dato subito il numero da dove vengono questa protesi. E quindi lei è inutile che faccia e che dica, sa? Ecco. Se mi permette di parlare, guardi, se lei ha fatto il lavoro da un medico, sì, indipendentemente dal fatto che me lo dica o non me lo dica, sì, tutti i lavori fatti dal medico sì, sono certificati. Sì. Di conseguenza non fa altro che andare da quel medico, sì, che probabilmente le ha fatto il lavoro. No, probabilmente, ma come ho da mettere in dubbio quello che dico io? Ma nonostante come parlo, io prima parlavo meglio. Molto meglio. Mi permette? Non riesco nemmeno a mangiare, nemmeno a leccare la mano. Guardi, io lavoro per 4 medici sì, qui a Mestre. Va bene, che uno di questi 4. Ecco, uno di questi 4. Sì, uno di questi 4. Ma uno se di lei non 4. mi dice per chi lavoro, io non posso sapere che lavoro è e chi è. Perché io non sono abituato a trattare con i pazienti. Ma sono abituato io a trattare con chi mi fa qualcosa di male, sa? Io prendo il toro per le corna, sa? Io la prendo per le corna, lei, capito? Io la scorno, io rivoglio tutta la protesi nuova e rifatta per bene, altrimenti faccio... Io metto i manifetti peritali, capito? Io mi faccio chiudere, io gliela rifaccio volentieri, basta solo che telefoni al medico che le ha fatto il lavoro. Allora, io parlo col medico e gli dico di metterti in contatto con lei. Senz'altro, guardi, non c'è perché io non voglio fare il nome di questo medico, perché è una persona degnissima. Sono anni che mi serve benissimo. Quando c'è stato... Sono contento per lei, guardi, io gliela garantisco che gliela rifaccio gratis e senza nessun problema, basta solo che si metta d'accordo con me. Va bene, l'importante è che lei ci sia cacata addosso e che abbia ammesso di lavorare come un cane. Lei ci sta lavorando come un cane, capite? Lavora come un cane, quindi ci è cacata addosso e mi rifà la protesi, perché vuol dire che lei sa di non lavorare bene, sa? Hai capito? E questa telefonata è registrata e io la porterò a chi di dovere, ha capito? Va bene, d'accordo. Ecco, perché io da lei non mi servo più, non mi servo mai più. Ecco, dico al medico di cambiare odontotecnico, insomma, quello che lei è. Capito? In modo che così lei perde anche quel medico lì, perde il lavoro. E poi non solo perde il lavoro, io le faccio perdere anche il posto e tutto quanto, la faccio chiudere. Io voglio vedere anche la tua abilitazione a fare quel lavoro, perché molti che fanno quel tuo lavoro non sanno l'abilitazione, sono finti dentisti, finti odontotecnici. Va bene, d'accordo. Io voglio vedere tutto, io farò un'ispezione, un'ispezione, capito? Lei faccia così, lei fa una bella denuncia. Sì. Si rivolge al suo medico e poi ne riparliamo, va bene? Sì, io faccio proprio così, capito? Buongiorno. Ma rifaccio la protesi, c'è cacato addosso, c'è cacato... Ce la facevo più. Ce la facevo parlare così. Ha visto? La rifà, eh? Il fatto che lui abbia ammesso di poter rifare la protesi a quest'uomo, significa che lui pensa di aver potuto lavorare male, aver fatto un brutto e cattivo lavoro, invece l'uomo sicuro di se stesso dice no, io lavoro bene, mio caro signore, io non ho nessuna responsabilità, io non le rifaccio niente, è chiaro? Non le rifaccio la protesi, cajone!
Andiamo avanti, via. Che facevi? Falegname non mi faceva una sega, ma protesista mi faceva la protesi, capito? Ecco, andiamo avanti, no, per dire, no? Per dire, andiamo avanti, sì. Ora lui telefona a tutti e 4 i medici dentisti che lui serve, e quindi tocca. Poi sono 4, insomma, buttali via, no? Voglio dire, no? Sì, no, 4 sono mia poi, guadagnano un po' queste persone, e a volte fanno dei lavori, a volte anche fatti, magari bravissimo questo lì, però seccata addosso. Va bene, d'accordo, puzzo di merda, come mai qui è occupato, e quindi noi andiamo più in là a trovare qualcuno che mi dica che io sono più buono e più bravo del re. Ma che ne so io? Pronto? Sono il re. Signora? Sì? Sono il re. Vabbè, chi vuole, scusi? Voglio la principessa. Va bene, salve. Salve, ma come? Ma abbi pazienza, così mi mandi via così? Ma che lo so io? Vabbè, l'ho richiamata, sai, Pronto? Oh signora, guardi, questo è il manicomio comunale. Purtroppo una persona ha preso il telefono, ha telefonato a lei, vero? Signora? Guardi... No, purtroppo una persona non sana alimenti ha telefonato. Spero che non l'abbia offesa, signora. No. Ah, allora lo offendo io. Oh, troietta! Oh, riattacca? Ma mammona! Ma sarò stronzo! Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete